parterre de Roy con Levorato, Fabedia e Longo e motore a trazione anteriore con tanti giovani ai vertici nazionali di categoria. Si è svolta a Jesolo all'interno del Teatro Vivaldi la 19ª edizione della Festa dell'Atletica Veneziana, una cerimonia che ha premiato le eccellenze del movimento ed ha messo in luce i volti emergenti. Il premio più prestigioso, quello di Atleta dell'anno, è stato assegnato al martellista Omar Venuda, che scherza nel ricordare come ha mosso i primi passi in un campo di atletica. Sono andato un giorno in campo perché mia madre mi ha avviato all'atletica e niente, ho detto cosa posso fare, mi hanno detto guarda, tu sei cicciottello per la corsa, diciamo non sei molto portato, prova coi lanci. Allora ho provato un po' di disco, un po' di giavellotto, ma non faceva per me. E allora mi hanno avviato al martello, ho provato e mi è piaciuto. Magari il primo anno non è andata proprio benissimo, però dopo ho iniziato a fioccare risultati decenti, insomma. E dal martello si è appassionato talmente tanto che l'anno scorso Omar si è classificato secondo agli italiani allievi con 63,81, nuovo record regionale di categoria detenuto per 23 anni da Alessandro Zilio, presente sul palco di Jesolo. 23 anni nello sport e nell'atletica in modo particolare sono tanti. Un record che dura così tanto vuol dire che era un record importante. Averlo battuto è un traguardo assolutamente straordinario. Il movimento veneziano ha di fronte a sé grandi prospettive, sono i risultati in ambito giovanile a confermarlo. La provincia di Venezia è obiettivamente la provincia più forte d'Italia nella categoria cadette, ma anche nelle altre categorie giovanili emerge a livello nazionale, quindi in modo assoluto. L'attività con il settore promozionale della FIDAL ha avuto un rilancio e i risultati si vedono con le società che emergono a livello regionale e che offrono sempre giovani atleti anche alle rappresentative regionali. Menzione speciale per Fabio Camattari della Biotecna Marcon, secondo agli italiani cadetti con 13,51 nel triplo. Adesso sono primo anno della categoria allievo, faccio salto in alto e salto triplo e spero di continuare bene a fare i risultati in entrambe, soprattutto nel salto triplo. Tecnico dell'anno è stato premiato Raffaele Sartorato e la sua allieva Margherita Rizzetto, martellista della Coin Mestre, ha ricevuto l'altra menzione speciale. Spero di arrivare anche a fare il minimo per i mondiali. L'anno scorso sono arrivata seconda, ho fatto 6 metri in più del mio personale, da 43 a 49 e non me l'aspettavo, pensavo di arrivare magari nei primi 8, nei primi 5, ma non mi aspettavo di sicuro di arrivare così in alto. Jesolo è senza ombra di dubbio la grande protagonista degli eventi su pista dell'intera regione da 3 anni a questa parte. Abbiamo ancora negli occhi quello che è successo l'anno scorso quando abbiamo ospitato nella nostra città i campionati nazionali cadetti e allievi. Sono state 2 giornate intense, 2 fine settimana intense in cui abbiamo visto tantissimi atleti arrivare da tutta Italia. È stata sicuramente una bella festa di sport e di spettacolo. A livello organizzativo i campionati cadetti ed allievi hanno messo in luce l'abilità e la competenza della macchina organizzativa jesolana, messa peraltro a prova ed uscitane brillantemente da ogni tipo di condizione atmosferica nelle varie edizioni degli italiani. La federazione ne ha preso atto e anche quest'anno ha voluto premiare con un campionato italiano master, quindi non più i giovani ma atleti che hanno qualche anno in più, sapendo che in futuro abbiamo una cittadina che può ospitare degli eventi importanti. Tra la seconda e la terza settimana di settembre, ricordiamo che i master sono gli over 35, un campionato che sicuramente in una città turistica come Jesolo è ben accetto perché vengono le famiglie, non è forse dal punto di vista agonistico come gli allievi o come i cadetti, però sicuramente per una città turistica come Jesolo va benissimo perché portano le famiglie.